Anche gli agricoltori della nostra provincia si sono mobilitati stamani con un corteo di mezzi agricoli provenienti da Licata, Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Favara. I cortei sono arrivati in diversi momenti, secondo i paesi di provenienza, indirizzati dalla polizia stradale attraverso la bretella di collegamento della Mosella alla rotonda Giunone, in modo da evitare il traffico e il congestionamento della zona commerciale del villaggio Mosè. Una protesta ordinata che ha permesso al traffico della rotonda Giunone di non subire blocchi statali. In programma una delegazione è andata al prefetto per esporre le piattaforme rivendicative, l'abolizione IRPEF per gli agricoltori, le accise sui carburanti, una maggiore tutela dei prodotti agricoli locali rispetto a quelli di importazione, un secco no alle farine sintetiche. Allora, le ragioni di questa protesta sono che a noi agricoltori il grano ce lo pagano a 32 centesimi, con un costo che noi affrontiamo di circa 80 centesimi, essendo che tutte le materie prime, vedi nitrati, nafta e fertilizzanti sono aumentati dal 2 al 300% rispetto a qualche anno fa. Ma la cosa più grave del grano è non solo per noi agricoltori che non abbiamo nessun reddito, la cosa più grave è per i consumatori che ci fanno mangiare non il nostro grano siciliano che se lo comprano tante multinazionali, ma ci fanno mangiare il grano che arriva dal Canada, che è preso di glifosati, che ci buttano il seccatutto chiamato da noi per fare seccare la granella, essendo che non hanno il sole naturale. È quello che arriva dalla Russia e dai paesi del nord Europa, essendo che fa una via con le navi di più di 2 mesi di trasporto, certo. Il grano di sotto le stive diventa umido, certo. E lo tirano di dentro le stive con gli escavatori, certo. Questo grano dopo lo devono riutilizzare non per le persone e neanche per gli animali, lo dovrebbero utilizzare per fare pellet o altre cose e purtroppo ce lo fanno mangiare a noi ad oggi. Una cosa gravissima che abbiamo parlato anche con dei dottori, dei pediatri, che la celiachia sta aumentando più del 50% e il problema è del grano. Con questa protesta cosa sperate di ottenere? Speriamo di ottenere il giusto prezzo e il giusto guadagno dell'agricoltore. Se noi spendiamo 50 non possiamo vendere 30, dovremmo vendere 60. E un'altra battaglia che faremo per il popolo siciliano principalmente sarà quella di coinvolgerli, perché i soldi a noi non ce li danno per il giusto ricavo e per il giusto lavoro che facciamo, ma i siciliani pagano per 2 volte o per 3 volte i prodotti che dovrebbero pagare una metà. Non può essere che un chilo di grano costa 30 centesimi e un chilo di pane costa 4,60 €. Non può essere, ma se no lo faremo noi agricoltori, il pane lo venderemo a 2 euro. Ecco, parliamo di questa protesta. Allora, come mai state protestando? Noi, brevemente, la ragione di questa protesta. Le ragioni di questa protesta. Le ragioni, il governo è al corrente, anche la popolazione, perché il problema non è solo nostro ma è anche del consumatore. Ci stiamo appellando a queste direttive della Comunità Europea noi oggi, perché andare a mangiare farina di insetti e carne stampata nei laboratori è una cosa che attualmente non ha né testa né nemmeno piede, perché non sappiamo quali effetti avrà questo cibo nel futuro, lasciando stare il discorso che a noi ci stanno buttando tutti per strada senza un futuro. Non abbiamo un futuro per i nostri figli, non abbiamo niente, solo tasse al momento, carichi di tasse e pieni di debiti. Sperate in qualche risposta concreta? Noi abbiamo già citato il governo e speriamo che il governo faccia una pausa di riflessione istantanea subito e si dia da fare, perché da un momento all'altro non si sa cosa va a succedere in Italia. Penso che la popolazione prenderà decisioni immediate e non so cosa succederà. Io sono qua come consumatore innanzitutto, perché comunque supporto la protesta degli agricoltori, che è comunque un modo, la nostra presenza qua è un modo di chiamare tutti e a fare attenzionare alle persone il problema gravissimo che si sta verificando. Andare a sabotare, distruggere l'agricoltura è un qualcosa che ha ripercussioni e danneggerà tutti, per non parlare della grande violazione, della mancanza di diritti, della impossibilità di poter decidere e gestire la propria vita. In questo nostro paese bellissimo purtroppo nessuno ha voce in capitolo, non c'è una reale rappresentanza. Chi ci dovrebbe rappresentare impone dall'alto delle leggi e delle normative che sono per assurdo
sempre a danno delle categorie. Abbiamo visto infiniti settori distrutti dalle leggi imposte dal governo, che poi provengono dall'Europa, provengono da tutto quello che vogliamo, perché il nostro governo è ripetutamente fatto da persone asservite ai poteri forti, inutile negarlo. Quindi noi dobbiamo subire inermi e guardare che tutto venga distrutto, un settore soprattutto come l'agricoltura, che non solo per la Sicilia è fondamentale, basilare, ma è collegato a tantissime cose. Pensiamo a chi trasporta i prodotti agricoli, pensiamo al consumatore, al venditore, al piccolo venditore dei prodotti di nicchia buoni e salutari. Quindi vuol dire condannarci a consumare i beni della grossa distribuzione, i beni delle multinazionali, vuol dire ammalarsi, vuol dire a ripercussioni distruggere un'intera popolazione. Ma la cosa più pesante, appunto, dico è questo, che gli agricoltori non hanno voce in capitolo, gli agricoltori non hanno nessuna possibilità di dire guarda che mi stai ammazzando. E questa è una democrazia? Io penso che questa non è una democrazia, questa è una dittatura, ma delle peggiori dittature. Questa è un'associazione a delinquere verso il popolo siciliano.